Ormai è ufficiale, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex Sassuolo, Roma e Samp occuperà la panchina rossoblu fino al 30 giugno 2022 e prenderà il posto di Walter Zenga. Lo ha annunciato la società sarda attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito che recita: il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco. L'allenatore ha raggiunto l'accordo che lo lega alla società rossoblu sino al 30 giugno 2022. Esperto e preparato, capace di dare un'identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari. Il Napoli continua a rimanere in apprensione per le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro si è infortunato all'84esimo del match contro la Lazio e il verdetto degli esami indica una situazione critica ma non grave. È in infiammazione all'inserzione dell'adduttore, il verdetto della risonanza magnetica. Insigne proseguirà la terapia a Castelvolturno e verificherà con lo staff medico diretto dal dottor Canonico l'evolversi del fastidio per capire se potrà provare a essere in campo o meno sabato sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Lo si apprende da fonti qualificate del club. I contatti sono continui. Il Bologna e Daniele De Rossi si cercano. La società rossoblù parla con la famiglia De Rossi, più con Alberto, il papà di Daniele. Chiacchierate tra amici, addetti ai lavori che si stimano. Daniele De Rossi, allenatore della primavera del Bologna. È un'idea, sì, molto allettante. Difficile però ne è l'attuazione. Non ha il patentino. Prima del lockdown c'erano i presupposti per prenderlo e aggiornare il suo curriculum. Poi non se n'è fatto più nulla. Non è però da escludere che De Rossi possa comunque trovare un ruolo all'interno del club. Sono volati gli stracci e saranno le coppe a decidere le sorti di alcuni allenatori. La Juventus ha vinto lo scudetto con un solo punto di vantaggio. L'Inter ha vinto a Bergamo ed è seconda, ma Conte ha attaccato i propri dirigenti. Sarà Allegri il suo sostituto? Atalanta e Napoli preparano le sfide a Paris Saint-Germain e Barcellona. Il Milan ha concluso bene una stagione partita male. L'uomo del giorno è Ciro Immobile, che ha raggiunto Higuain a quota 36. Con i gol di Sanabria si è salvato il Genoa di Nicola contro il Verona degli ex Juric e Veloso. La difesa colabrodo del Lecce ha costretto in Serie B i salentini. In bellezza hanno chiuso Udinese e Fiorentina. Chiesa partirà, insomma un finale agitato.